Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Il Lecco perde la prima partita della sua stagione sul campo del Pontedera, che già l'anno scorso era stato terreno di gioco infausto, oggi rinnovato quello del Mannucci, ma serata che dopo una giornata veramente molto complessa, con il rinvio dalle 18:30 alle 20:30 per le analisi sui tamponi dei ragazzi locali, veramente ha sorriso solamente ai Granata. Minuto numero 36, perché per 35 minuti non è successo veramente nulla. Questo è un tiro che va decisamente lontano dalla porta di Bertinato. Ancora minuto seguente, colpo di testa deviato dalla schiena di un giocatore blucestre, la parata di Bertinato. Minuto numero 42, cross al centro, Tommasini di testa, gran parata di Bertinato, poi miracolo di Lora sulla linea e salvataggio finale di Mastroianni oltre la linea di fondo campo. Possiamo apprezzare da questo replay la doppia giocata difensiva bluceleste, poi possiamo apprezzare anche questo sinistro al volo del capitano locale Risaliti, che regala al Pontedera il gol del vantaggio. Quindi dopo 40 minuti di nulla totale da ambo le squadre, come abbiamo potuto vedere fino a questo momento, Risaliti si riesce a liberare dalla marcatura di Purro, che sicuramente perfetta non è, colpisce con il sinistro al volo e fa secco Bertinato. Secondo tempo, minuto numero 48, ancora Tommasini dal limite, conclusione altissima sopra la traversa. 53esimo, il Pontedera spinge sponda di Magrassi, conclusione dal limite che va decisamente lontana dalla porta del numero 12 bluceleste, così come al 59esimo non deve far nulla per salvare su questa punizione dal limite. Ben più pericoloso Magrassi al 61esimo, salva Bolzoni quasi sulla linea di porta, sulla stoccata di Magrassi. Qui nulla di fatto ancora per il Pontedera al minuto numero 96, 71esimo, Tommasini riesce ad involarsi verso la porta di Bertinata, c'è solo Merli Sala verso il centro dell'area, la sua scivolata forse distolla un po' dall'attenzione il numero 7 locale, para Bertinato. Minuto numero 78, Manni, uno dei migliori nel secondo tempo, riesce a trovare una conclusione su punizione, così ancora al 78esimo non trova ancora una volta i pali della porta difesa da Sarri. Minuto numero 84, Manni sfonda a destra, salta a tre avversari, scarica su Nesta, batti e ribatti Magni, poi la conclusione con il mancino non gira abbastanza il pallone. È la migliore occasione bluceleste almeno fino al minuto numero 89, quando la conclusione dello stesso 10 bluceleste viene ribattuta da un giocatore del Pontedera al centro dell'area. 93esimo, si scatena la squadra locale, contropiede orchestrato dal numero 11 Faella, palla a Magrassi che salta Bertinato, poi riesce a tornare su di lui, a costringerlo a una conclusione non semplice come lo poteva essere in precedenza. Palo interno e salvataggio di Marco Moleri sulla linea, punteggio che rimane quindi sul risultato di 1-0 anche al minuto 93. 96 il rinvio di Sarri, triplice fischio, il Pontedera risulta ancora una volta, riesce a battere la squadra bluceleste al termine di una giornata che definire convulsa sarebbe poco, premiata solo però la squadra di Ivan Maraia.